Il grande Black e compagni della foresta. Seconda puntata. E salutatemi il professor Occultis quando tornerà. Credo che non lo vedremo tanto presto. Il professore è piuttosto affezionato alle sue orecchie e se Marco riesce a pescarlo prima che le sia passata la rabbia... 2 ore dopo è ormai scesa la notte. Ecco laggiù il vecchio mulino abbandonato. Ci riposeremo un po'. Tra 5 ore dobbiamo metterci in cammino. E dal primo albeggiare... si dormeva così bene. Che peccato doverci alzare. Black, cosa stai Taci, chiacchierone. Ho sentito dei rumori, dei cavalli. Credi che siano dei soldati inglesi, Black? Hai proprio indovinato. Eccoli laggiù al margine della radura. Sporco ribelle, preparati a rendere l'anima al creatore. Guardate quella trave. Non è l'ideale per impiccare costui? Sembra fatta apposta. Un giorno avremo la soddisfazione di rendere questo servizio anche al tuo amico Black Macinio. Datemi la corda. Impiccatemi pure. L'anelito di libertà del popolo americano non morra con me. Taci, sbroffone! Maledetti, cosa aspettiamo, Black? Non muoverti. Te lo dirò io quando è il momento di agire. La corda è a posto. Portate qui il ribelle, ragazzi. Fra un minuto starà scalciando. Pronti? Date una bella frustata al cavallo. Via! Viva l'America libera! Taglia la corda, Radì. Al resto penso io. Improvvisamente il cavallo parte al galoppo portandosi via il prigioniero. Ach! Ma... Black! Il grande Black! In persona, amici cari! Non sembrate troppo entusiasti di rivedermi. A seguire, forse,